Primo giorno di zona rossa anche nella Marca, centri storici vuoti, preludio di un Natale amaro secondo i trevigiani. Da un lato dunque i centri storici vuoti, dall'altra la corsa agli ultimi acquisti per cenone e pranzo di Natale, code attese fuori da supermercati, macellerie e pescherie. Controlli a tappeto nel primo giorno di zona rossa, ma nessuna multa elevata dalla polizia locale. Il traffico veicolare della mattinata diminuisce a Treviso di 20.000 unità rispetto a ieri mattina. 7 denunciati per il sit-in non autorizzato davanti all'abitazione del governatore Zaia a San Vendemiano venerdì scorso. L'indagine di Carabinieri e Questura va avanti. Ex finanziere reagisce alla rapina e riesce a bloccare il suo aggressore, arrestato dalla polizia un 50enne romano. Il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencina, aveva lanciato un appello anche attraverso le nostre telecamere. Grazie alle sue parole sono state sventate truffe ai danni dei cittadini. Natale a casa con Antenna 3, il 25 dicembre è la vostra festa e con la nostra emittente a partire dalle 9.50. Tra gli appuntamenti alle 10 la Santa Messa del Patriarca di Venezia e alle 12.45 il concerto dell'Art Voice Academy. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque oggi, vigilia di Natale, primo giorno di zona rossa in tutta Italia e anche nella Marca trevigiana, zona rossa che coinciderà con i giorni prefestivi e festivi di queste festività natalizie. E naturalmente abbiamo fatto un giro per vedere com'era la situazione e abbiamo visto centri storici delle città vuoti e questo, secondo i trevigiani, è il preludio di un Natale amaro. L'albero della piazza senza nessuno a fotografarlo, insegne luminose che abbelliscono vetrine buie, qualche cartello che ci ricorda cosa si può ancora fare, chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti, anima delle città nelle normali vigilie natalizie che quest'anno devono fare i conti con le misure di contenimento al contagio. E Treviso si risveglia così, deserta, nel primo giorno di zona rossa del paese che avvia i 2 mini lockdown previsti dal decreto Natale, il primo fino a domenica 27, il secondo a Capodanno, un giorno oggi che si affaccia ad un Natale quantomeno anomalo. Primo giorno di vacanza per noi insegnanti e per gli studenti, però è proprio anomalo, surreale. Non si sente il clima natalizio? Non si sente il clima natalizio. Purtroppo io lavoro anche nell'ambito, nel settore e vedere i negozi così è devastante. Giorni scorsi poi vuoti, quindi è un Natale un po' così, un po' amaro, no? Si contano sulle dita di una mano le persone che, complice la pioggia, animano il centro storico, pochi rumori liberi dal consueto vocio dello struscio a tenere compagnia le campane. La pioggia. Sono anche contenta di camminare un po' serenamente per Treviso. Giro di vite che non riguarda solo i negozi, ad esclusione dei supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, ma anche il limite agli spostamenti, consentito una sola volta al giorno per far visita a parenti o amici all'interno della stessa regione dalle 5 alle 22 con un limite di 2 persone, autocertificando la motivazione dello spostamento. Fa tanta pena, perché vedere una città viva come questa che è morta, purtroppo queste sono le scelte dei nostri governanti. Da un lato dunque lo avete visto, i centri storici vuoti o perlomeno con poche persone, e dall'altra invece lunghe file e attese fuori dai negozi che vendono alimentari. C'è la coda, dobbiamo aspettare. Centro storico vuoto e alimentari presi d'assalto per gli ultimi acquisti per il pranzo natalizio. Si strappa il biglietto numerato e si aspetta pazientemente sotto la pioggia. Per fortuna abbiamo fatto l'ordine una settimana fa e così si evita magari più veloce. Code davanti al panificio, davanti alle farmacie, alle macellerie, al fruttivendolo. Manca sempre qualcosa, quindi si fanno le code e pazienza. I code davanti alla macelleria, davanti al panificio?
Anche davanti al panificio, la coda, cosa vuoi farci? C'è chi ammazza l'attesa leggendo il giornale, scene che si ripetono nella prima periferia e nelle botteghe del centro, in zona pescheria. Stasera pesce, domani spazio alla cucina tradizionale. Ultime spese, sì, per il pranzo di domani. E cosa cucinerete? Pollo rosto e patate arrosto. C'è anche chi regala un sorriso e un augurio, che raccogliamo di buon grado. Auguri, buon Natale! E a vigilare che le disposizioni vengano rispettate naturalmente le forze dell'ordine con controlli e posti di blocco. A Treviso nessuna multa elevata dalla polizia locale e il traffico veicolare di questa mattina è diminuito di 20.000 unità rispetto alla mattinata di ieri. A tutto il territorio nazionale sono partiti anche i controlli a tappeto per verificare il rispetto delle restrizioni. Solo in mattinata a Treviso, già dal traffico veicolare in entrata in città, è stata registrata una diminuzione di quasi 15.000 mezzi, se il dato viene paragonato agli ultimi 2 giovedì nello stesso orario, e 20.000 se confrontato con la mattinata di ieri, l'ultima utile per potersi spostare senza le restrizioni previste dal decreto Natale. Oggi sono entrati 20.680 veicoli dalle 10 alle 12, ieri sono invece entrati in città sempre dalle 10 alle 12 39.900 veicoli e rispetto ai giovedì precedenti abbiamo di nuovo una netta diminuzione perché abbiamo un transito di 35.000 veicoli negli ultimi 2 giovedì. E la stima per l'intera giornata è di una diminuzione dell'80%. Credo che a fine giornata arriveremo ad un 80% in meno del traffico veicolare rispetto ai giorni precedenti. Controlli a tappeto anche in centro storico, autocertificazione alla mano, ma nessuna multa. Tutte le persone che abbiamo incontrato avevano la giustificazione e quindi nessuna sanzione ad oggi è stata elevata. Trevigiani attenti in questo primo giorno di controlli che si replicheranno durante tutte le festività, che si tratti di zona rossa o arancione. Nei prossimi giorni saranno impegnate circa 4 pattuglie per turno. Ricordiamo che c'è un tavolo tecnico aperto in questura e coordinato dalla prefettura di Treviso proprio per coordinare tutte le azioni di controllo da parte delle forze di polizia. Quindi saremo sicuramente sul territorio, saremo anche nelle zone centrali della città proprio per monitorare i passaggi e i transiti di chi si sta muovendo in città. Sono partiti questa mattina dalla sede in Belgio della Pfizer i primi tir con i vaccini contro il Covid-19 che raggiungeranno i diversi paesi europei. In Italia giungeranno il 26, destinazione lo Spallanzani di Roma. L'indomani, poi il 27 dicembre, al via la più grande campagna vaccinale della storia. Il primo che sarà sottoposto alla vaccinazione il personale sociosanitario e gli ospiti delle RSA. Vaccino che rappresenta una grande speranza nella lotta contro il coronavirus perché i numeri rimangono ancora molto elevati. Allora diamo uno sguardo insieme al bollettino di Azienda Zero. Nelle ultime ore sono 2.226 le nuove positività registrate nella nostra regione. Complessivamente nelle ultime 24 ore sono 4.380 le persone positive al Covid. Nella Marca Trevigiana invece, sempre rispetto al bollettino della mattinata, si registrano 473 nuove positività. Nelle ultime 24 ore il numero sale a 866. Si registra purtroppo ancora un numero elevato di decessi, 108 in Veneto nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece gli ospedali, in area non critica ci sono 2.960 persone ricoverate, in terapia intensiva i pazienti sono 387. Ed è morto a 72 anni il noto imprenditore di Oderzo Luciano Bernardi, titolare della ditta Iceberg, positivo al Covid. Per alcuni giorni era rimasto a casa, ma poi le condizioni erano peggiorate tanto da essere ricoverato in terapia intensiva al Cafoncello. Negli ultimi giorni la situazione è precipitata. Bernardi lascia moglie e 3 figlie. È stato il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che ha ricordato l'imprenditore con un post su Facebook. Nel 1979 Bernardi aveva fondato insieme ai fratelli Renato, Ettore e Giuliano la nota ditta di surgelati.
Nel 2019 Bernardi aveva festeggiato i 40 anni di attività dell'azienda con sede a Oderzo. Bernardi non è stato però solo un imprenditore, ha ricordato il sindaco, ma un grande protagonista della vita sociale di Oderzo. La comunità si è stretta al dolore dei familiari. E intanto si sono svolti i funerali di Ivano Trevisan, 56 anni, carabiniere in congedo, morto nei giorni scorsi al Covid Hospital di Vittorio Veneto. I primi sintomi erano comparsi giovedì 17 dicembre. Le sue condizioni di salute, aggravate da alcune patologie pregresse, sono peggiorate poco dopo. A stringersi attorno alla famiglia i militari dell'Arma delle compagnie di Conegliano e Gorizia, dove il 56enne aveva prestato servizio dopo l'arruolamento. E ci sono 7 denunciati per il sit-in davanti all'abitazione del governatore Zaia a San Vendemiano venerdì scorso, ma intanto l'indagine di questura e carabinieri va avanti. Sono 7 uomini tra i 51 e i 70 anni di età i manifestanti identificati e segnalati alla Procura della Repubblica per il sit-in di venerdì scorso davanti alla residenza del presidente Luca Zaia a San Vendemiano. La contestazione nei loro confronti è quella di manifestazione non autorizzata per la quale è prevista una maximulta. Al momento non ci sono altre accuse, anche perché il sit-in si era svolto in maniera pacifica. Subito sul posto si erano portati i carabinieri della compagnia di Conegliano e del reparto operativo di Treviso accanto ai colleghi della Digos della questura trevigiana. La protesta era stata inscenata dopo l'ordinanza con la quale il governatore aveva di fatto anticipato le mosse del governo, quella per intenderci con il divieto di spostarsi dal proprio comune a partire dalle 14, misura tra l'altro non più in vigore perché superata e inglobata dal decreto dell'esecutivo. Buona parte delle persone segnalate alla procura appartiene al mondo venetista e indipendentista. Ben più grave invece la posizione del giovane che si era ripreso davanti al cancello dell'abitazione di Zaia e aveva condiviso il filmato sui social con la colonna sonora del padrino. Le frasi pronunciate in quel video potrebbero costargli l'accusa di minacce e istigazione alle molestie. È arrestato dalla polizia un 50enne romano che ha tentato di rapinare un anziano ex finanziere che ha reagito e ha bloccato il suo aggressore. Aveva pensato bene di prendere di mira la macchina di un anziano, peccato che la vittima fosse un ex ufficiale della Guardia di Finanza, che certo non è stato a guardare. Il malvivente, un 50enne romano con vari precedenti per reati contro il patrimonio, ha approfittato del fatto che l'anziano si fosse allontanato dall'auto senza chiuderla a chiave. Si è quindi intruffolato all'interno dell'abitacolo per rovistare e rubare, ma l'anziano, che era poco lontano, si è accorto di quanto stava accadendo ed ha colto sul fatto il 50enne, che ha immediatamente tentato la fuga. La vittima lo ha afferrato per la giacca e si è fatto riconsegnare il magro bottino, 2 paia di occhiali ed un cavetto di ricarica del telefono. Poi il malvivente ha inforcato la bici per allontanarsi spingendo a terra l'ex finanziere, ma l'anziano non ha lasciato stare e rialzandosi ha urlato richiamando l'attenzione di alcuni passanti. Il 50enne è stato quindi bloccato fino all'arrivo delle volanti. Addosso aveva un utensile multiuso tascabile dotato di chiavi, cacciaviti, pinza e lama. L'uomo è stato così arrestato per rapina e possesso ingiustificato di arnesi atte allo scasso. Grazie all'appello del sindaco di Farra di Soligo Perencin, anche in un nostro servizio andato in onda nel telegiornale, sono state sventate delle truffe ai danni dei suoi concittadini. Molti anziani hanno visto il servizio che è andato in onda su Antenna 3, sulla base di quel servizio che ha veramente dato un grosso aiuto alla popolazione, si è riusciti ad evitare che ci fossero ulteriori firme di questi finti contratti che poi dicevano appunto essere dell'Enel, ma che dell'Enel non avevano niente a che fare. D'oggi in poi ci si augura che di falsi dipendenti dell'Enel non se ne vedranno più in giro a Farra di Soligo e nelle zone limitrofe. Tutto questo grazie al post del sindaco sui social e al nostro servizio andato in onda ai primi di dicembre, dove il primo cittadino via Skype faceva un appello per avvisare tutta la cittadinanza. A finire vittime dei raggiri di abili e scaltri malintenzionati sempre più spesso gli anziani. Non chiedono soldi, bensì attuano uno stratagemma per carpire dati personali e finire con il redigere contratti di servizi in realtà mai proposti dalla vittima. Rinnovai i contratti, ma non occorre rinnovarli, era un imbroglio, insomma. Anche questa anziana ancora sotto shock è stata una delle vittime di questo raggiro. No, sono stata l'altro giorno in Garbia, basta. Non sarei qui, ma non vuoi sapere niente. Grazie. Ha paura, signora? Ha paura? Sì. Questa signora si è salvata grazie all'intervento della sua vicina di casa che ha chiamato il sindaco e i carabinieri.
Contratto rescisso e poi infine persino i ringraziamenti dell'Enel. Sì, sono venuti nei giorni scorsi, ringrazio appunto anch'io a sua volta l'ufficio di zona dell'Enel di Pieve di Soligo che hanno voluto incontrarmi per ringraziarmi perché a seguito di queste segnalazioni che sono state fatte hanno avuto moltissime telefonate e anche loro hanno avuto modo di dire alle persone che li contattavano di lasciar perdere. Il nostro servizio è stato dunque utile per mettere in guardia tanti cittadini. Certo che abbiamo capito. E allora? E allora stiamo alla larga di quella gente. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di Doppio Tempo, un'agenda che racconta la storia di 12 donne trevigiane, 12 testimonianze di vita, di amore, ma anche di coraggio. La loro vita raccontata in poche pagine, testimonianze di coraggio, di amore, ma anche di una quotidianità che diventa il punto di forza per ricominciare. 12 donne che hanno parlato di sé in ogni mese dell'anno, da gennaio a dicembre, le loro storie straordinarie. Una mamma coraggio racconta della sua lotta contro la droga, della sua battaglia per salvare dalla morte suo figlio. Da quasi 30 anni ho combattuto praticamente una guerra che si chiama tossicodipendenza. Faccio parte appunto anch'io di una di queste mamme che ha combattuto. Mamma coraggio, le mamme sono tutte con un gran coraggio. Poi l'appello a tutti i genitori che si trovano ad affrontare quel cancro che è la droga. Questo è un messaggio che voglio mandare a tutte le mamme, a tutti i genitori, di non lasciare la cosa lì, tanto passerà. Tanto sarà un momento passeggero, perché non funziona, non è così. Bisogna chiedere aiuto. Un'idea nata da una giornalista per dare voce a loro, alle donne. È nata dalla volontà di rendere un omaggio a tutte le donne al termine di un anno molto difficile, di riconoscere l'impegno che hanno nella conciliazione vita-lavoro. Fra le tante storie, la ragazza che sussurra alle pecore, animali, dice Katie Mastorci, pieni di risorse, ed ancora Raffaella Vagni, una separazione ed una convivenza terminate, ma che spiega come si possa sempre trovare un lato bello della vita. Ognuna di loro lascia in queste pagine una parte di sé. 12 donne che a fronte di nulla hanno messo le loro storie a disposizione di tutti e sono storie davvero normali, ma che ci fanno sorprendere perché in una storia delle 12 vi riconoscerete anche voi, sia donne che uomini, perché sono storie che parlano di quotidianità. Un'iniziativa per parlare di pari opportunità, spiega l'assessore Tessarolo. E scopriremo che la storia delle pari opportunità è molto molto recente. Scopriremo che ci sono donne che hanno fatto la storia della sanità ad esempio o nella magistratura, quindi scopriremo che c'è una storia non raccontata ma che c'è ancora tanto da scrivere. Nel 2020 la parità ancora non esiste. Festività natalizie che sembrano essere all'insegna dell'instabilità, ce lo spiega il nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli. Nelle prossime ore la situazione è favorevole a una discesa di aria fredda dal nord Europa, aria fredda che però sarà attenuata dalla catena delle Alpi, quindi in qualche modo ci proteggerà, gli effetti saranno di più breve durata e più attenuati. Più in dettaglio prevediamo per domani, Natale, una nuvolosità stratificata, a tratti intensa, con precipitazioni deboli però che potranno ripetersi nel corso della giornata. Per sabato abbiamo un netto miglioramento, avremo un netto miglioramento con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Così pure per domenica, poca nuvolosità e nessun fenomeno. Per lunedì invece un nuovo peggioramento, quindi una nuvolosità irregolare, a tratti intensa, qualche brevissima precipitazione e poi una nuvolosità irregolare che ci accompagnerà fino a fine anno e nei primissimi giorni del prossimo anno. E per quanto riguarda i venti, saranno deboli con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali, soprattutto nelle prossime ore. Ecco, le temperature ancora per Natale, le minime sopra lo 0, 3, 4, 5 gradi e i valori massimi 8, 9 gradi. Poi per sabato e per domenica sentiremo gli effetti temporanei dell'aria fredda, quindi le minime scenderanno gradualmente fino a 3 gradi, anche 4 gradi sotto lo 0, le massime non andranno oltre i 7, 8 gradi.
gradi. Poi però da lunedì di nuovo le temperature si porteranno con valori minimi sopra lo zero e valori massimi sempre in 7-8 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. Non mi resta di augurare buon Natale a tutti, buon Natale ancora. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Ed è stata una vigilia di Natale drammatica sul fronte Covid nel Bellunese. In 24 ore impressionante il numero di decessi, 20 complessivamente, in maggioranza ricoverati nelle case di riposo. Si tratta di dati che non si riferiscono alla sola giornata di ieri, spiega l'ULS, ma al caricamento di decessi registrati negli ultimi giorni nelle case di riposo. Comunque la si legga, si tratta di una tragedia di proporzioni enormi per la comunità bellunese che da inizio pandemia conta già 371 vittime. Un triste record per il bellunese, questo raggiunto oggi se si considera che in tutta la regione i decessi delle ultime 24 ore sono stati 108. Un Natale distanziato ma non per questo meno ricco di significato. Gli auguri del presidente della provincia Roberto Padrin con un pensiero speciale a chi è in difficoltà. Non ci saremmo mai aspettati di trascorrere un Natale in zona rossa. Ci saremmo augurati di poter celebrare le festività senza troppe restrizioni, in una condizione di normalità, lontano da questo maledetto virus. E invece siamo qui. Inizia così il lungo audiomessaggio del presidente della provincia Roberto Padrin, registrato affinché attraverso tutti i media possa arrivare nelle case dei bellunesi. Dobbiamo stare distanziati, ma non per questo sarà meno Natale, afferma Padrin, che dice ancora: se proprio questa rinuncia non ci va giù, cerchiamo di pensarla come un regalo di Natale a medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori delle case di riposo. E a chi soffre, Padrin indirizza un augurio speciale. A chi in questi giorni sta soffrendo, costretto su un letto di un ospedale, a chi è a casa ammalato, a chi ha subito lutti importanti, a chi si trova in difficoltà perché ha perso il lavoro o è in difficoltà economiche, a tutto il mondo della sanità, della nostra provincia, della nostra regione. Dalla diocesi di Belluno-Feltre gli auguri del vescovo Renato Marangoni, che nel sito della chiesa bellunese scrive: tante parole sono state spese in questi giorni in vista del Natale. Ci siamo chiesti come festeggiarlo, come viverlo, come organizzare tutto ciò che tale ricorrenza richiede. In realtà, spiega il vescovo Renato, restano poche parole, molto scarne. Il vescovo così invita a pensare al luogo della natività, sprovvisto di tutto. In questo anno di sfibrante pandemia, con l'incertezza economica, il lamento della terra e l'insicurezza esistenziale che comporta, andiamo a Natale così, dice Don Renato, scorgendo il segno della vita che viene alla luce, che si rinnova, che ci coglie nella notte e quando riteniamo esclusa ogni via d'uscita. Nel Natale di Gesù, laggiù a Betlemme, in quel punto della storia, la vita si manifesta donando se stessa. Ci appare come una lacerazione fuori luogo, ma essa genera guarigione. Andiamo a questo parto di vita. Cambio della guardia a Palazzo dei Rettori. A poco più di un anno dal suo insediamento, il prefetto Adriana Cogode lascia Belluno per andare a ricoprire il medesimo incarico alla prefettura di Prato. Al suo posto arriverà Sergio Bracco, attuale questore di Milano, promosso a prefetto. L'avvicendamento è stato anticipato ieri a tarda sera dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Non è ancora stata stabilita la data ufficiale dell'arrivo del nuovo prefetto, che ha 60 anni, è originario di Napoli e ha alle spalle una carriera di investigatore in prima linea. Entrato in polizia nel 1983, Bracco è stato capo della squadra mobile di Rovigo, vice comandante del reparto mobile di Bologna e questore di Avellino. Dal 2015 è dirigente generale di pubblica sicurezza. Da Belluno ad Agordo, passando per Mele, il Natale della solidarietà, dei sorrisi donati con il cuore in mano dal pilota di freestyle Alvaro Dalfara e dal campione della specialità in carrozzina Mattia Cattapan. Regali e rombo di motori per una giornata all'insegna delle emozioni. Buongiorno ragazzi, continuate a lamentarvi per questa mascherina. Provate a immaginare le persone che nella vita sono state più sfortunate e al posto di lamentarsi per la mascherina, magari come me, usi la carrozzina tutto il giorno per il resto della tua vita o
come tanti magari disabilità che nascono, quindi sono per tutta la vita con difficoltà. Non lamentatevi, siete felici che la vita è bella, rock and roll, io Crossabili. Il sorriso del campione Mattia Catapan, classe 1990 di San Martino di Lupari, da 7 anni in carrozzina dopo un incidente durante una gara di enduro country. Mattia ha coronato nuovamente il suo sogno grazie alla mototerapia ideata da Alvaro Dal Farra e al suo progetto chiamato Crossabili, che sta donando emozioni a chi è costretto a vivere nei centri disabili di tutta Italia. Tradizione rispettata anche quest'anno, quella di portare i doni agli ospiti dei centri in tutto il Veneto e in questi giorni a Belluno, Mel e Agordo. Società Nuova, oggi è la giornata dedicata a loro, tutti i loro centri. Quest'anno non siamo riusciti ovviamente causa Covid a fare troppe attività, ma qualcosa abbiamo fatto e soprattutto per Natale non siamo riusciti a riunirci tutti. Quindi oggi grande tour in tutto Belluno, tutte le sedi di Società Nuova, più di 9, per portare gli auguri di Natale. Vediamo Babbo Natale, io lo salto! Siamo persone che non guardano sempre i primi ma gli ultimi, così la società vede agli occhi per vedere questi ragazzi. Io credo che non siano proprio gli ultimi, io credo che i sorrisi che abbiamo visto oggi, gli sguardi, ci riempiono di gioia, ci fanno fare le festività nel migliore dei modi. Babbo Natale! Babbo Natale! Cavallo. Guarda, questo è tutto tuo, il tuo regalo. Grazie Alvaro, grazie Mattia, grazie a Babbo Natale, grazie di cuore di essere qui con noi anche quest'anno, in quest'anno un po' particolare, ma che finirà e inizierà sempre in compagnia di Alvaro e i suoi splendidi aiutanti. Grazie, ciao da Agordo! Siamo alla rubrica Il tuo presepe. Stasera vediamo le creazioni di Paolo Bettiol da Asolo e la natività allestita nella chiesa di Ogliano di Conegliano. E parliamo adesso di Natale a casa con Antenna 3. Il 25 dicembre la vostra festa è con la nostra emittente. Partiremo alle 9:50 con la diretta e staremo insieme fino alle 19:30 quando andrà in onda il telegiornale di Treviso. Tra gli appuntamenti alle 10 la Santa Messa del Patriarca di Venezia, poi alle 12:15 sarà la volta del concerto dell'Art Voice Academy di Castelfranco. Alle 13:30 invece interverrà in diretta il presidente del Veneto, Luca Zaia. Una non stop di voci, immagini, storie, musica, ospiti in studio in collegamento dal territorio e poi il filo diretto con voi. Al numero 351 17 55 340 potrete mandare sms e i video con gli auguri di Natale ai vostri cari per unire, seppur virtualmente, le famiglie in un grande abbraccio. L'abbraccio di Natale a casa con Antenna 3 il 25 dicembre dalle 9:50. E poi torna la Zanzega, un viaggio tra terre straordinarie.
incomincia stasera la vigilia alle 21:15 e in replica domenica 27 alle 17. La prima puntata sarà uno speciale natalizio nella splendida Venezia. Lele Marcassa e Ivo Gallo entreranno straordinariamente nel meraviglioso Palazzo Ducale. Ospiti il tenore Francesco Grollo, che canterà all'interno della Basilica di San Marco, e il presidente del Veneto Luca Zaia. Appuntamento dunque questa sera a partire dalle 21:15, naturalmente su Antenna 3. Ed è tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Da parte mia l'augurio di un sereno Natale. Arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. L'aria fredda proveniente dal nord Europa inizia ad irrompere sull'Italia. Sul nostro territorio sarà un Natale caratterizzato dal maltempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto festività del 25 dicembre con un tempo spiccatamente instabile, il cielo sarà grigio e nuvoloso, avremo infatti precipitazioni sparse, più significative sulle zone meridionali della nostra regione, limite della neve in abbassamento fino a 500-700 metri sulle zone montane, forte vento di Bora. Temperature in graduale diminuzione, minime tra -3 e 3 gradi, massime comprese invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi e cielo coperto con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana. Temperature minime fino a 3 gradi, valori massimi sui 7-10 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso. Bassa probabilità qui di piogge, ma cielo sempre grigio e nuvoloso per tutto il giorno. Temperature minime sui -2 gradi, massime sui 4-5 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.